bravo giocatore di boccia deve avere qualità atletiche, fisiche e soprattutto anche di concentrazione mentali. Toglietevi dalla testa le immagini tradizionali di un gioco di bocce solo per pensionati e affini. Qui si fa sul serio e il Veneto è uno dei grandi protagonisti di un mondo sportivo ricco di talenti, gare e sfide sul filo della tecnica e della potenza. Sabato al via il campionato di Serie A1 per la Federazione Italiana Bocce, che nella nostra regione conta un esercito di atleti appassionati. Abbiamo 6.500 tesserati, soci e agonistici, abbiamo una buona attività giovanile, femminile e poi facciamo tantissime manifestazioni durante l'anno. Giocatori che vanno anche a rappresentare la nostra nazionale e quindi siamo molto orgogliosi del lavoro che stanno facendo i nostri tecnici e le nostre società. Gare al via dunque per entrambe le specialità della disciplina, la classica raffa e le bocce al volo. E il Veneto può contare su squadre di altissimo livello. Per la prima specialità, le punte di diamante come il Monastier, già campione del mondo di categoria, e il Villafranca di Verona. Per la seconda specialità, il 90 di Piave e la Pontese di Ponte di Piave. Nel suo palmarès anche il titolo europeo. Uomini e donne, uno sport senza barriere e che negli anni ha vissuto una grande trasformazione. Sulla raffa è cambiato che abbiamo messo i campi sintetici, quindi abbiamo i campi veramente all'altezza della situazione, quindi non sono più i campi che avevano una volta quando si giocava così, tanto per dire con l'ombra, ma adesso sono campi tecnicamente importanti. E poi abbiamo una specialità di volo che sui giochi più tradizionali, soprattutto staffetta veloce, fanno la differenza. E poi l'età, ci sono grandi talenti anche under 18, i giovani non mancano, anche se dice il presidente si potrebbe fare di più. In ogni caso le bocce come sport solo per maturi e anziani è un mito da sfatare. Sfatiamo questo mito ma non lasciamo perdere il sociale, perché noi siamo molto attenti anche al sociale, quindi abbiamo lo sport chiamato così per tutti, quindi tutti i nostri anziani, tutti i nostri giocatori possono giocare tranquillamente a bocce con la partita tradizionale.